Dai, non sta a fa storie. Non ti vorrei mica comprare così giovane. Là, brava. Ma solo anche una cioppa di pan che ti appare vaso meglio. Aspetta. E ti unsi il vestito nuovo. Butto anche 2 scuglieri di trippa. No. Un uovo duro. Ma sì, dai, hai anche gli asparagi. Come no? E arrivai da Cope. Dopo aver doppiato in dialetto una buona parte della cinematografia mondiale, Dollywood torna a far ridere giocando in casa. Dottore, non voleva che venisse. Stavo meglio adesso. Ciao Regan, vedo che te stai meglio, ma te faccio stesso una visitina, dai. Bisogna proprio. Sì, dai, ara, 2 secondi e ho finito. Sfruttando un documentario di Alberto Angela sulle bellezze di Venezia, i ragazzi terribili di Dolo hanno recuperato una filastrocca tanto cara ai veneti. Qua a Venezia sul Canal Grande abbiamo scoperto che in questa città c'è una storia che fra poco vi conterò. Ho di domandare a tutti i veneziani che io sa. Ecco, vi conto la storia del signor Intento che dura tanto tempo, che mai non ha sede striga. Avuto che te conto, avuto che te dica, dimmi. Ecco, esatto. Se ti insisti, ora te dico, ascoltami, c'è la storia del signor Intento che dura tanto tempo che mai non se striga. Adesso fa bene attenzione, avuto che ti conto, avuto che te dica. Mentre sullo sfondo sfilano i palazzi storici sul Canal Grande, il noto documentarista è alle prese con la tipica filastrocca lagunare. Questa probabilmente è l'unica occasione in cui Angela non riesce a portare a termine il suo lavoro. Tra un te a conto o te a digo, il compito è assai arduo. Sta Caes raccontava una storia. E se sta condo e sta ferma un attimo, vi dico. Se la storia è il signor Intento, che dura davvero tanto tempo, che mai non ha sede striga, tutto che ti racconta, anzi, ti dico,